dati evidenziano come il Veneto, insieme alla Lombardia e all'Emilia Romagna, è una delle regioni nel centro-nord Italia a più alta presenza di aziende legate alle mafie. E questo è un tema particolarmente importante. Quindi le mafie sono presenti nel nord Italia, nelle aree più sviluppate, appunto Lombardia, Emilia Romagna e Veneto, per fare delle attività semplici, accumulare ulteriore ricchezza, riciclare denaro, però queste loro attività hanno una conseguenza importante sulla vita delle altre imprese. Noi abbiamo evidenziato con l'attività di ricerca che quando un'azienda legata alle mafie viene rimossa da un territorio, viene messo in evidenza il legame criminale, le aziende che operano in quel comune e nello stesso settore beneficiano in termini di performance, di maggiore efficienza, di minori costi legati alle materie prime e pagano di più il personale e anche aumentano il grado di fedeltà fiscale. Quindi diciamo la presenza di un'azienda altera in modo significativo il comportamento e l'attività economica di ogni altra azienda ed è un freno allo sviluppo complessivo che c'è nei nostri territori.